Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di questi minestroni galattici serviti sui vari social. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi nel canale YouTube di Ildegare, nel canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, ed è inutile dire che gli iscritti ai nostri gruppi Facebook sono i migliori del pianeta Facebook, nel gruppo Magici Acieri Bertoldini, che è nel social Telegram. In più vi voglio dire che è gestito da Ildegare Marietto Veneziano e coadiuvati da Milas, e ogni lunedì sera alle 20:30 tengono un percorso esoterico gratuito. Se venite vi mettiamo giù il tappeto rosso, i link li trovate qui sotto in descrizione. Se avete problemi c'è la Milas che è sempre molto gentile e disponibile. Ma parliamo di questi minestroni che il vostro Marietto ultimamente ha incontrato con molto spessore, cioè si parte dalla terra piatta, i 3 giorni di buio e poi finire in bellezza con una chicca, il salto quantico o quinta dimensione. Noi vediamo questi minestroni vibrazionali, insomma, si svegliano la mattina e cominciano a predicare che la terra è piatta e che poi arriveranno i 3 giorni di buio. No? Praticamente è un pensiero latino del 1000, cioè praticamente ha 1000 anni questo pensiero. E la terra piatta una volta non se lo domandava nessuno se era piatta o meno, e chi se lo domandava andavano a prendere un pochettino di legnetto e accendevano un fuocherello e via, no? Ma oggigiorno, sapete, quando non si sa inventare qualcosa di nuovo, si inventa sempre qualcosa di vecchio. Allora c'è questo revival, no? Di queste terre piatte che vanno forti, poi chiaramente arriva fuori quello che non sa che cosa dire da anni, è frustrato e salta fuori con i 3 giorni buio. Apre la Bibbia, che adesso l'abbiamo anche in italiano, tira fuori la parola 3 giorni di buio e giù filippiche che non finiscono più. E chiaramente la gente è senza conoscenza e via che li segue ruota. E poi ultimamente sta arrivando fuori il salto quantico. L'altro giorno seguivo un guru che effettivamente è molto bravo a spiegare certe tematiche sul sesso e sulle relazioni interpersonali fra narcisisti e vittime, no? E a un certo punto mi salta fuori col salto quantico, cioè l'ha messo dappertutto. Cioè noi viviamo fra il salto quantico, la terra piatta e adesso come si suol dire, i 3 giorni di buio e la quinta dimensione. Cioè accendiamo questi social e praticamente come si dice, sul piatto arrivano questi guru che ci predicano queste cose. Alcune cose sono vecchie, alcune cose sono nuove, ma impastate sempre in un modo che sembrano infiocchettate nuove. Cari amici, il problema è che la vera terra, la terra promessa, è dentro il nostro corpo, si chiama cervello, e dentro lì la gente viene e ci semina. Alcuni ci seminano cioccolato, altri ci seminano buone notizie, buone cose, energie positive, ma nel senso vero, non angeli colorati, arcangeli e quel quant'altro, cioè quello che si inventano le New Age. Quindi l'unica terra che è importante da difendere è il vostro cervello, la vostra conoscenza, le vostre competenze e il vostro stato vibrazionale e i vostri corpi sottili. Tutto il resto, cari amici, è pura fantasia e idolatria. Però il vostro Marietto sapete che pensa anche a chi è iscritto al suo canale. Mi raccomando, se stai seguendo, iscriviti al canale del Marietto Veneziano. Perché? Perché nel sito capitano.altervista.org e anche nei gruppi Facebook ha messo dei circuiti gratuiti, perché è la prima volta che giunge in questo canale, in cui può scaricare, e se segue le pillole gratuite di radiestesia basic, ne ho messe 38 per il momento ma continueranno a salire, ci sono delle dritte per poter tagliare questi legami perniciosi, questi legami, queste ancore vibrazionali, che con queste storie della terra piatta, i 3 giorni di buio, che va solo a favore dell'Enel e di tutte le società che vendono correnti, perché chiaramente è un toccasana per loro che la gente si spaurisca di restare senza corrente, e i salti quantici che sono riusciti a metterli anche fra il patatino e il pisellino. Qui c'è da mettersi le mani nei capelli. E a questo punto ha ragione il saggio vecchio paladino quando diceva che la maggior parte delle persone, quando lasceranno questo piano astrale, questo piano vibrazionale, andranno nel basso astrale, che per alcuni maghi il basso astrale viene anche definito caos. Quindi, cari amici, qui il vostro Marietto, finito questa breve pillola, occhio a questi salti quantici, occhio a queste terre piatte, questi 3 giorni che non ci sono, non esistono, non esisteranno mai.
ma attivate questi circuiti perché sta arrivando un periodo molto importante in cui chi avrà le difese vibrazionali corrette riuscirà a schivare l'oliva. Bene cari amici, il vostro Marietto ha finito, vi chiedo di iscrivervi al canale YouTube del De Garda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram. Vi ricordo anche che alle 21 ogni sera il De Garda erige un muro vibrazionale per l'Italia con dei maghi in erba, sempre nel gruppo dei Magici Arcieri Bertoldini. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!